Grido d'allarme del presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina: il settore dell'abbigliamento e delle calzature fortemente discriminate dalle misure restrittive. La zona rossa in Sicilia per Vittorio Messina, stabilita dal governo a seguito delle accorate sollecitazioni del presidente Musumeci con le ulteriori restrizioni decise dalla giunta regionale, ha di fatto creato una situazione che non garantisce né gli aspetti per limitare le occasioni di contagio né un trattamento equo nei confronti delle attività commerciali. Vengono infatti penalizzate oltremodo e senza giustificazioni le imprese dell'abbigliamento e delle calzature. Sono tante le attività aperte e non tanto limitato risulta il movimento delle persone, per cui non si comprende per Messina perché i negozi di abbigliamento e calzature debbono essere costretti a pagare il prezzo più alto della crisi, considerando anche che sono i settori che meno hanno ricevuto come ristori. Le cifre drammatiche, continua Messina, si riferiscono ai primi giorni dei saldi invernali, la dicono lunga sul fatto che certamente non si tratta di attività che possono fare temere particolari pericolosi assembramenti. Si chiede pertanto di intervenire in tal senso e di porre rimedio a una palese discriminazione che non ha alcun valore sul piano delle misure anti-Covid, ma che certamente hanno un peso notevole per quanto riguarda la probabilità che molte saracinesche non si rialzeranno dopo la fine del lockdown. E su tale argomento anche la CNA Benessere e Salute della provincia di Agrigento non ci sta e chiede con forza alle istituzioni politiche del Paese di rivedere la decisione con la quale si obbligano i centri di estetica a non poter esercitare nella zona rossa. L'emergenza sanitaria, afferma la presidente provinciale del comparto Roberta Tuttolomondo, va combattuta con restrizioni che siano adottate in modo equo ed intelligente. Oggi, ahimè, non lo sono. Basta fare un giro in città per capire come queste misure decise dal governo per la Tuttolomondo siano prive di senso e di logica. La gente, vista la variegata proposta di acquisto e servizi, si sente autorizzata ad uscire. È dunque inaccettabile la penalizzazione dei servizi di estetica che operano nelle zone rosse. Vanno immediatamente riaperti, afferma la Tuttolomondo. Alla luce del nuovo decreto del 14 gennaio del 2021, questa esclusione è ingiustificata, anche perché il decreto esprime chiaramente che rimangono aperte le attività di servizio alla persona, ma subito dopo cita la chiusura dei centri di estetica. Per chi non lo sapesse, sottolinea Roberta Tuttolomondo, i parrucchieri e le estetiste, i primi aperti e le seconde chiuse, appartengono alla stessa categoria, servizi alla persona. Pertanto Roberta Tuttolomondo chiede l'immediato reinserimento delle attività di estetista tra quelle consentite anche nelle zone rosse. La CNA di Agrigento, con in testa il presidente Francesco Di Natale, il segretario Claudio Spoto e la presidente del settore benessere e salute, nell'esprimere vicinanza e solidarietà agli operatori e alle operatrici che stanno subendo questa condizione di forte disagio, accompagnata da inevitabili danni economici, assicurano il loro impegno e la loro azione politica, sindacale, affinché la questione possa trovare in tempi rapidi una giusta soluzione.